Buonasera a tutti da Campanaro 67, eccomi qua, sono questa sera a Sassoferrato. Davanti a noi ecco la facciata della chiesa di Santa Maria, molto bella come chiesa e già dovreste ricordare la rimessa a posto almeno per ora, per il suonacorda delle sue campane. E guardate che bella veduta da qui, mi trovo proprio sotto il ponte della strada che porta appunto da Sassoferrato a fuori Sassoferrato, praticamente in prossimità di questa chiesa. Sotto guardate che meraviglia, c'è un bellissimo ponte romano, vedete, e sotto c'è appunto il torrente che, se non vado errato, dovrebbe essere il Sentino, ma non ci metto la mano sul fuoco. Comunque, infatti, Sassoferrato si chiamava Sentium, questo me lo ricordo. Ecco qua, adesso ci abbiamo praticamente scusate la tosse, ma non vi dico, vengo da una settimana di notte. E adesso continuiamo, non riprendiamo le macchine ovviamente, ecco la facciata e adesso gli giriamo un po' intorno, facciamo una ripresa e poi musicista! Buonasera, buonasera anche a te, grande assente di questa serata, ma mi ha detto che sarà qui domani. Poteva mancare musicista 97 con la ripresa di Foligno 1? No, domani ha detto che sicuramente verrà. Eccola qua, adesso siamo di fronte alla facciata. Ho notato che l'hanno accesa e adesso andiamo a vedere anche l'interno della chiesa tutta illuminata. Ed eccoci sulla scalinata, questa ovviamente la veduta, Ave Maria, e ovviamente, ecco, senti, cominciano a sentirsi le note di un organo che suona. Questa è la locandina, domenica 26 luglio 2015, con la fotografia di questa bellissima chiesa, festa di Sant'Ugo, patrono di Sassoferrato. Ed eccola qui, ragazzi. Questa chiesa, che di solito non viene tenuta aperta, in occasione della festa del patrono viene eccezionalmente aperta. Va bene, se ci fosse quest'organo che suona, sappiatelo, non è assolutamente una questione di copyright e via dicendo o quello che è, sto solo facendo un video. Bene, e adesso raggiungiamo i nostri campanari e si va su in Cella Campanaria. E prima di salire su in Cella Campanaria, ve la ricordate questa ripresa, questa prospettiva? Ecco, questo è il fronte posteriore della bellissima facciata, questa è la chiesa ovviamente in tutta la sua lunghezza ed eccole lassù. E adesso andremo lassù in Cella Campanaria. Ovviamente bisognerà, non so che cosa suona, a dire la verità, sarà di sicuro una suonata particolare suonata dal comitato di Sant'Ugo, quindi sicuramente sentiremo questa suonata e ovviamente la ripresa la faremo dalla Cella Campanaria. Stavolta mi sono munito di cuffie. Ecco, adesso quindi si va su in Cella Campanaria. Sono dentro al campanile con i nostri campanari che ci sono venuti a trovare, dopo ovviamente li conosceremo perché questa sera è un momento decisamente toccante. Mi hanno accennato che saranno 3 le suonate, adesso ne facciamo subito una, la riprendo dalla Cella Campanaria, poi la seconda sicuramente la riprendo da fuori e poi al momento, quando sarà la messa col vescovo, forse quella sarà l'ultima. Poi domani mi dite anche quando ne suonate. Domani verrà anche un amico mio dall'Umbria, è un appassionato di campane come me, ma c'ha un sacco di anni in meno di me, c'ha 18 anni solo. Quest'anno qua. Questa è una.
Per non si rompa. La saltiamo, no? Quante ne suonate? 3? Oh, bel freschetto. Questo è l'ideale per... Vedi, gli abbiamo messo in sicurezza tutti i battagli. Quello addirittura era volato via. Questo quindi... Lo sappiamo bene. Proprio. Allora, eccoci qua, amici di Campanaro 67, sono di nuovo tornato su, sono le 8:15 circa. Ecco, vedi, le campane sono state dotate tutte delle corde, ovviamente la prima, la seconda e la terza sono della Pasqualini, la quarta è una Broili, la quinta è una Broili e la sesta è una De Poli. Allora, come vi chiamate? Io Gerardo. Gerardo, la Sandro Daniele. e Daniele, ecco Ciao, qua, il gruppo Campanari del comitato di Sant'Ugo. Sì, esatto. Va bene? E non solo. Allora, io mi sono munito di cuffie, come vedete, così almeno adesso... Questa la tieni ferma, no? Dani, questa qui la tieni ferma. No, quella la suona Dezio con una gamba e suona quella piccola. Ah, beh, Capito? Poi questa è leggerina, se fa questa sì. Questa è la più rognosa. Beh, ma va abbastanza E questa è bene. scomoda, quale vuole fare? Io questa la posso fare, però l'abbiamo messa qua, no? Per dirlo? Cominciamo magari a farla andare. Questa pesa. Questa è la più grossa. 10 quintali E circa un'altra quella. fa Beh, ma fa scusa, questa questa la fai suonare? Sì, sì, questa suona col piede così, ti ricordi Anna come facciamo? Ma questa? No, sono queste. E dopo la piccoletta? Io sto nella buca. Ma scusa, questo che le due le può fare tutte e due quelle piccole, no? No, là, sì, ma dopo fai fare 3 cose. Quella perché con la gamba si suona. Col piede, però un po' col piede, vai sopra col piede. La ricordi? Sì, a botto, ogni tanto ci può essere uno che suona a piedi che si mette là, dipende da quanti siamo noi. Dipende adesso quanti ne arriva. Esattamente. Proprio se per il momento siamo in 3 c'è 1, 2, 3, queste... Esatto. No, lui può suonare con 2 mani, quelle là se siamo. Giusto? Sto tocca stare in campagna, pesando, lì la fai. Perché c'è la cosa corta, eh? Ecco che parto? le cominciano ad avviare. Dai, una ne potremmo fare. No, aspetta, che Stanno avviando sia la seconda che il campanone. Facciamo partire queste 3 più grandi? Facciamo partire anche questa? E quella gliela fai, a meno che la suona. quella là magari. Suona quelle 2 te, no? Quelle piccoline. Eccola, Sono 2 piccole allora. eccola, eccola, sta partendo. Eccola.
l'olio. Sì, gli ha dato Più bombato perché c'era spazio. gli ha dato E che l'olio. tocca dargli meno velocità, allora... Beh, veramente bravi. E suonano bene adesso. Comunque nonostante tocca la rete, batte lo Qua te stesso devi dare motore. regolata perché ti viene giù quella e Sì, te lo sì. mandi a sbattere Quello contro va la via. rete. No, no, Anche l'anno no. scorso già. Ma Sai che la cadaglia è meno, allora batte. no, ma gli fai sentire la corda, ma non la manda a sbattere su perché sennò. Ah, No. ma hai collaudata anche la rete? Ma te sei un pazzo, porca miseria. Va bene, va bene, va bene. Allora questa era la prima suonata di questi bravi campanari che ci hanno fatto vivere questa emozione, appunto, che qui si ripete ogni anno in occasione della festa del patrono, appunto, Sant'Ugo. Bene, adesso dalla cella campanaria, ecco, sto vedendo mentre si fermano le campane. Però se infatti sì, l'effetto la nota come se lo uscita dopo. Sì, è leggero, va via che è una meraviglia. Però comunque... E anche oliate bene, se che pensate bene. No, poi l'unica cosa è che esce va qua dietro se la porta via questa. Sì, ma dopo dopo recupera, capito? Se ci venisse uno suona coi piedi questa qua. Ma io col piede ci vado, ormai ci voglio col piede. arriva. Ci siamo? Ma ci siamo perché c'ho a lui no, che mi sono regalato. E questa è come se fa il basso dove dà il tempo, no? Questa fa Tom. questa però è più stonata, senti. Te prova a fare quello, senti. È particolari come note, in effetti un concerto vero e proprio non c'è. Tra quella e questa ci passa solo mezzo tono, a dire la verità. Mezzo tono secco. Dopo l'altra è questa, quello più cupo. Sì, infatti. Qua ci voleva quella di Santa Croce, allora sì. E così quella la più piccola di Santa Croce è come questa. Sì. La più, dai. Quella Santa Croce, quella qua. Ma sarebbe quella dove c'è la croce dei Templari? Sì, sì. Ma io ci sono salito una volta, c'era nella grande, siamo, se non è sui 15, quella poco ci manca. Sì, sì. Questa è 10, questa è 100, questa è la più piccola. 100, 115, 110 di diametro mi pare, sì. Guarda che sì, questa è una delle come quella più piccola di Santa Croce. Una roba, beh no, è una via è più piccola la piccola di Santa Croce Quella sì? perché Forse è sì, più è più alta. piccola. Beh, è anche molto lunga quella, sì. Va bene, va bene, va bene. Questa è la prima suonata, adesso aspettiamo la seconda. La seconda